Siamo dal vivo. Siamo dal vivo. Controlla se la vedi. Ma io non lo voglio solo verticale. C'è la rotazione. Vabbè, mettilo in orizzontale, buona. Vediamo se non lo vedono. Ma il link chi l'hai mandato? Hai chiamato così? Sì, siamo noi, Storda. Le vedi così? Tu la appoggi là, la vedi ricevere. Dal telefono. Bene, buonasera a tutti, buonasera. È un piacere essere qua nella chiesa di Belluno, insieme a questa lode, sarà portata alla predicazione. È una bellissima occasione per stare uniti come chiese. C'è una buona parte di noi che viene qua, è venuta da Treviso, abbiamo qualche ospite che viene da più lontano ed è un piacere, una bellezza quando la chiesa è unita. Quando cantiamo insieme, quando ascoltiamo insieme la parola del Signore, perché quando Cristo è venuto sulla terra non ha fondato la Chiesa cattolica, protestante, la Chiesa di Conegliano, di Belluno, di Roma, di Treviso, lui ha fondato la Chiesa di Dio e noi siamo la Chiesa di Dio, noi siamo qui uniti per innalzare il nome del Signore, per cantare a Lui. E questa sera noi parleremo di difficoltà. Un tema delicato, un tema non semplice. Quanti di noi nella nostra vita passiamo delle difficoltà, abbiamo dei problemi, delle difficoltà nella nostra vita, anche difficoltà nel servizio, come stiamo vedendo, anche delle difficoltà tecniche che possono avvenire, qualunque genere di difficoltà è una prova che ci viene messa davanti, che il Signore permette nella nostra vita. E voglio iniziare questo culto leggendo dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetti 38 e 39, probabilmente il momento più